Venerdì 10 maggio, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Tragico incidente in un'azienda agricola di Magnago. Un uomo di 72 anni, Silvano Brunini, è stato ucciso da una mucca. L'incidente si è verificato nella serata di ieri. Mentre l'allevatore stava allontanando un vitello, la mucca si sarebbe rivolta contro di lui, che, caduto a terra, è stato colpito dalle cornate dell'animale, che gli hanno sfondato la cassa toracica. Inutili soccorsi, prestati prima di tutti dal fratello, che si trovava con lui nella stalla in quel momento. Varese, il delitto di Casbeno. Domani mattina la città si stringerà attorno alla famiglia Limido, dilaniata dai tragici fatti di lunedì scorso, quando Marco Manfrinati ha ferito gravemente l'ex moglie, Lavinia Limido, e ucciso il suocero, Fabio Limido. L'autopsia sul corpo di quest'ultimo verrà effettuata domani. Il servizio. L'abbraccio e il cordoglio. Saranno in tanti domani mattina a Varese a far sentire la loro vicinanza alla famiglia Limido, lacerata dalla tragedia di lunedì scorso quando Marco Manfrinati ha ferito gravemente l'ex moglie Lavinia Limido, sfigurandole il viso, e ucciso a coltellate l'ex suocero Fabio Limido. La camminata della solidarietà partirà da piazza Montegrappa alle 10 e proseguirà lungo corso Matteotti. Non possiamo tacere di fronte a questa ennesima tragedia, dicono gli organizzatori. A promuovere l'iniziativa una miriade di gruppi e associazioni, a partire da quelle contro la violenza di genere. Sul fronte delle indagini e degli accertamenti oggi è stata eseguita una tacca alla testa di Fabio Limido. L'autopsia è prevista per domani, quando verrà affidato l'incarico per valutare le lesioni riportate lunedì scorso da Lavinia Limido e da Marco Manfrinati. Quest'ultimo è in carcere ai Miogni di Varese dopo la convalida dell'arresto decisa mercoledì dal GIP. Spostiamoci a Cantello, dove è scoppiato un terremoto politico. La sindaca Chiara Catella, peraltro candidata anche alle prossime amministrative dell'8 e del 9 giugno, è indagata con l'accusa di abuso d'ufficio. Vediamo. Chiara Catella, sindaco di Cantello, è indagata con l'accusa di abuso d'ufficio. L'indagine sarebbe legata ad alcune assunzioni. La notizia è emersa oggi a seguito di un intervento della Digos che ha compiuto perquisizioni e sequestri avvenuti anche in municipio. Ci sono altre 2 persone indagate. La questione rappresenta un terremoto politico perché arriva a meno di un mese dalle elezioni comunali che vedono la prima cittadina uscente opposta a Gunnar Vincenzi. Domani è l'ultimo giorno per la presentazione delle liste e, stando a quanto verificato, Chiara Catella non ritirerà la sua candidatura. Un'auto della Polfer di Gallarate è stata trovata imbrattata di vernice spray bianca. Un gesto di teppismo che suscita allarme. Ce ne parla Giuseppe Tedesco, segretario provinciale del sindacato SIAP, intervistato da Veronica De Rio. Le cose sono da vedere in più sfaccettature. La cosa grave di questo episodio, dopo quelli che tu hai accennato, e che noi denunciamo tramite anche voi, la Prealpina, l'abbiamo fatto anche tempo fa, che qui mancano i sistemi di sicurezza e le telecamere, tant'è che le nostre macchine sono posteggiate nel loro posto riservati, ma noi non potremo mai sapere chi ha fatto questo atto vandalico perché non abbiamo una sola immagine di chi ha dato questo messaggio che è sicuro contro le forze di polizia e comunque contro il loro operato. Non è una ragazzata? Non pensate che sia soltanto il gesto di qualche imbecille, come vengono additati a volte? Guarda, gli episodi vanno sempre valutati per quello che sono. In questo periodo una ragazzata non può essere. Da Varese, Confcommercio lancia un appello ai candidati a sindaco. Fra le priorità quella di sostenere i negozi di prossimità. Ascoltiamo il presidente provinciale di Confcommercio, Rudy Collini. L'intervista di Barbara Zanetti con immagini dell'agenzia Blitz. Rudy Collini, presidente Confcommercio Uniascom provincia di Varese. Un appello ai 77 candidati sindaco e in vista delle prossime elezioni.
perché questo appello? Cosa volete dire? Sì, per noi è fondamentale, lo chiediamo agli amministratori, di inserire nel proprio programma elettorale un'attenzione particolare al mondo del terziario, al commercio di prossimità, tanto più fondamentale all'interno di comuni, piccoli paesi, comunità vicino magari all'area nord della provincia di Varese, realtà che hanno assolutamente bisogno di essere sostenute, ma non solo per la loro importanza economica, ma per il loro servizio, per quanto fanno in un territorio, per quanto portano alla comunità un servizio di sicurezza, un servizio di illuminazione, un servizio anche sociale nei confronti dei più anziani, ma anche dei tanti turisti che sempre più, e i nostri dati del nostro osservatorio del terziario lo dimostrano, stanno arrivando nel nostro territorio, nella nostra provincia. Abbiamo bisogno di supportare il servizio e il mondo del commercio di prossimità è fondamentale in questo, quindi chiediamo agli amministratori di inserire questa priorità all'interno della loro agenda e abbiamo costruito questo documento dove nel dettaglio affrontiamo tutti i punti. Ora la pagina del meteo. Sarà un weekend soleggiato, ma settimana prossima tornerà la pioggia. Pasquale Martinoli ci presenta le previsioni. Clima asciutto, cielo soleggiato, così oggi il meteo a Varese, e va meglio rispetto a un anno fa, quando il 10 maggio e i giorni seguenti videro scatenarsi sul Varesotto violente precipitazioni, anche con grandinate. Il fine settimana, domani e domenica, sarà ancora soleggiato, ma con possibili cumuli di nuvole ed eventuali rovesci nella serata di domenica. In pratica come lo scorso fine settimana, la temperatura minima 10 gradi, la massima tra 23 e 26. Ma attenzione, la prossima settimana, da lunedì, dovrebbe riservare ancora acqua e da martedì a venerdì sono previsti piogge e temporali con un brusco calo delle temperature. Come cantava Loretta Goggi, maledetta primavera. Lo sport, pallavolo. Ieri a Busto Arsizio la UIBA ha presentato il nuovo allenatore Gianni Caprara. Lo ha intervistato per noi Francesco Inguscio. Ascoltiamo le sue parole. In chiusura le anticipazioni di alcuni dei contenuti principali della Prealpina domani in edicola e in edizione digitale. Luca Spriano. Sì, grazie Angelo, buonasera. Giornale ricco, quello domani in edicola e in edizione digitale. Al di là della cronaca, ampio spazio a vari temi. Ci occuperemo di sicurezza sul lavoro, del confronto fra sindacati e imprese proprio nei giorni della sentenza che ha legittimato il risarcimento alla famiglia dell'operaio morto 11 anni fa nel cantiere della Pedemontana. E poi focus sull'aborto e sulla legge 194, tema che sta alimentando il dibattito politico di questi giorni. A proposito di politica, Prealpina seguirà con grande attenzione le prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. Domenica in edicola 16 pagine con tutte le liste e tutti i nomi che potrete trovare anche sul nostro sito web accedendo al mini sito apposito attraverso il collegamento che troverete nella home page o attraverso il banner che sarà presente in tutte le pagine interne del sito. Da domani in edicola anche il libro Mappe e bandiere, un modo facile e divertente per imparare la geografia. Tutto questo e altro domani in edicola con la Prealpina. Buona serata. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.